Lo specchio con Dynoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Buonasera, siamo come ogni domenica davanti ad uno specchio, ma è fra le particelle subatomiche e le stelle che ci spingiamo oggi con una celebrità mondiale della fisica. Lui figlio di un ferroviere, fra i protagonisti al CERN di Ginevra della scoperta del bosone di Higgs, ovvero di quel viaggio vertiginoso dell'umanità alle origini dell'universo. Professore, saggista, divulgatore, è davvero un privilegio poter accogliere Guido Tonelli, capace come pochi altri luminari di usare le parole e anche i sorrisi. Professor Tonelli, buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Grazie per dedicarci del tempo. Poi voi ci insegnate che il tempo scorre ovviamente, ma si può fermare solo in due condizioni: o se si viaggia alla velocità della luce o se si cade in un buco nero. Quindi ci va bene perché non cadremo in un buco nero, però ci va male perché mezz'ora passerà. Per lei il tempo, in fondo, cos'è? Come lo vive adesso che è anche in una stagione della vita di maturità? Beh sì, diciamo, il tempo lo vivo come ogni essere umano, cioè il fatto che io abbia una consapevolezza di che cos'è il tempo sul piano microscopico, cos'è il tempo per una grande galassia, cos'è il tempo per un elettrone che viaggia a velocità paragonabili con c, non cambia la mia percezione del tempo come umano. Quindi ci siamo messi d'accordo di trovarci qui a una certa ora, in un certo posto. Uso il tempo come lo usano ogni essere umano, e io stesso, essendo ormai di una certa età, comincio ad essere preoccupato del tempo che mi resta davanti. Professore, poi c'è il tempo che è un concetto anche caro agli artisti, per esempio ai musicisti e per esempio ai pianisti come Erik Satie. Il tempo del pianismo di Satie, perché ha deciso di salutarci con questa sonata? Perché mi incanta, lo associo, non so perché, a qualche cosa di elementare, no? Forse perché quelle cellule musicali che usa in maniera così magica mi richiamano in qualche modo componenti elementari della materia. Io quando ascolto la Gnossienne di Satie o gli altri capolavori che ha scritto, con le immagini vado a quella schiuma primordiale in cui si manifestano quelle microscopiche fluttuazioni del vuoto da cui ha avuto origine il nostro universo. Mi sembra di vederla, ecco, il suono di Satie mi porta in quel mondo lontano 13,8 miliardi di anni fa e mi fa essere lì a osservare magari l'origine di un universo, magari il nostro, una di quelle bollicine che improvvisamente si espande a formare un universo materiale. Poi il tempo ovviamente ci può portare anche indietro, voi, ma voglio dire più che altro i vostri colleghi, gli astrofisici, guardando lontano nello spazio guardano anche indietro nel tempo, quindi il sole che noi vediamo in realtà è un sole di 8 minuti fa, ma in fondo anche lei è una proiezione di un passato pur in una frazione infinitesimale di un secondo. Però io sto guardando il mio ospite che è un'immagine del passato, e la nostra condizione, quella in fondo di vivere sempre noi in un presente, però tutto quello che ci arriva arriva dal passato. Beh sì, diciamo, in realtà è tutto ancora più complicato di quello, cioè lei faceva accenno al fatto che la luce impiega un tempo molto piccolo, visto che noi siamo molto vicini, ad attraversare lo spazio che ci separa. Ovviamente quando questo spazio si misura in anni luce o in milioni di anni luce, come succede quando guardiamo per esempio una galassia lontana, o in miliardi di anni luce come si riesce a fare oggi, è chiaro che non possiamo trascurare il tempo che la luce impiega ad attraversare questo spazio. Ma anche nel nostro caso specifico, noi siamo qui a 1,5 metri di distanza, quindi possiamo trascurare il tempo che la luce impiega ad attraversare questa distanza. Ma i neurobiologi, i neuroscienziati ci hanno spiegato che la nostra percezione della realtà, la coscienza che noi abbiamo del presente, impiega circa mezzo secondo per svilupparsi. Cioè noi riceviamo tutti gli impulsi visivi, acustici dell'ambiente che ci circonda, e il nostro cervello elabora queste informazioni con una
concezione cosciente del presente, ma impiega mezzo secondo, quindi è come se noi vivessimo perennemente con un mezzo secondo di ritardo il presente che viviamo. È tutto molto più complicato rispetto a quello che si immagina abitualmente. Allora facciamo un viaggio nel tempo andando nel 1950, mi permetto di dire la sua data di nascita, e andiamo in uno spazio, siamo in provincia di Massa Carrara, e qui Terme, frazione di Casola e Lunigiana, una regione segnata dalla storia, ovviamente, lì passa la linea gotica, ci sono stati i rastrellamenti dei nazisti, anche con esiti molto molto tragici, ci sono le cave di marmo e più sotto c'è il mare meraviglioso. Lei è cresciuto in una famiglia, io ho detto figlio di un ferroviere, 7 fratelli, e quindi eravate in 8. Erano i fratelli di mio padre. I fratelli padre comunque. Erano 5 fratelli. Ecco, ma in questo contesto c'era il tempo, lo spazio e i mezzi per mettere lo sguardo, alzare lo sguardo verso un mistero che andasse al di là della concretezza, della quotidianità, cioè quella di arrivare a fine mese. Dunque io vengo da una famiglia di umili origini, cioè mia mamma era contadina e mio padre ferroviere, era capostazione. Viene mandato in questo paesino, giovane, ha 24 anni, e sopra la stazione c'è una casa di contadini. Ha bisogno di farsi riparare un bottoni della giacca, forse una scusa perché aveva già intravisto una ragazza molto carina. Va in questa casa e conosce quella che diventerà sua moglie, mia mamma, e nasco io. Nasco da una famiglia di persone che avevano diciamo i mezzi forse per sopravvivere, nessuno faceva la fame obiettivamente, ma di condizioni sociali piuttosto umili. Mio nonno era cavatore e contadino, mia mamma lavorava nei campi e mio padre era ferroviere. E siamo negli anni 50, quindi sono anni difficili per tutta l'Italia che è appena uscita dalla guerra. E nella famiglia di mio padre, oltre a me e a mia mamma, lui deve mantenere la propria mamma e i 4 fratelli che erano rimasti sul suo carico perché il padre, cioè mio nonno, era morto in un incidente stradale nel 1945. Quindi è un'infanzia che io passo insieme ai miei zii poco più grandi di me, in questa famiglia allargata in cui c'è un unico stipendio. Ma io la ricordo come una delle infanzie più belle, diciamo, cioè, giornate meravigliose, questi affetti, queste follie che si fanno da bambini. In questa famiglia tipicamente si arrivava alle scuola media, cioè poi si andava a lavorare. Mm-hmm. Tutti i miei zii e mio padre stesso, diciamo, non sono arrivati oltre, diciamo, le scuole medie, forse un primo anno di superiori e così via. E io mi sono trovato ad essere, per un insieme di circostanze, perché alla scuola, alle elementari, poi alle medie, i maestri, i professori dicevano ai miei: guardate, questo ragazzino è dotato a scuola, dovrebbe studiare. Mi sono trovato ad essere il primo di tutta la mia famiglia ad andare al liceo. Neanche all'università, ad andare al liceo. Quindi lo sentivo come un privilegio immenso. Nessuno mi diceva niente, ma è come se dentro di me qualcosa mi dicesse: ognuno in questa famiglia fa del suo meglio, no, per portare a casa un salario o per aiutare alla sopravvivenza, e a te viene chiesto di studiare. E tra l'altro uno studio che poi va nelle lettere classiche, una maturità, il latino e greco. E la cosa un po' mi sorprende, ma forse fino a un certo punto, e mi chiedo come mai poi questo latinista e grecista si indirizza a Pisa verso uno studio dedicato ai numeri e non alle lettere. Sì, diciamo, io faccio il liceo classico alla Spezia e adoro il greco, il latino, la storia, la filosofia, adoro l'arte, adoro la letteratura, diciamo, sono veramente appassionato di studi classici, no? E devo confessare, odio la scienza e la fisica, ma il motivo per cui la odiavo al liceo è che c'era una professoressa anziana che non amava questa materia e la faceva odiare a tutti, diciamo, non le piaceva, si capiva che non le piaceva, e quindi gli studenti, diciamo, vengono segnati dalla passione del professore. Se il professore non ha passione per la materia, non c'è verso. Quindi io ero deciso all'università di fare qualcosa che avesse a che fare con l'umanistica e avevo scelto architettura. E se le racconto l'episodio viene da ridere. Decisi di cambiare facoltà
una settimana prima di iscrivermi, perché trovai un mio amico che aveva già fatto architettura da un anno e mi disse: guarda, c'è troppo lavoro da fare, sono 30 esami, in 5 anni avrai tutti i pomeriggi liberi. E a quel punto io feci un calcolo, diciamo, opportunistico. La fisica mi veniva bene e fisica aveva solo 19 esami e 4 anni, quindi io decisi di fare fisica, cambiare radicalmente, per avere tempo libero, per potermi divertire, per poter andare a ragazze, insomma, uno dice esce di casa a 19 anni, quale altra occasione della vita ti si presenta? In realtà all'Università di Pisa, anche se all'inizio mi sentivo fuori posto perché non capivo nulla di quello che stavano discutendo, scoprì ben presto che la logica ferrea che mi avevano insegnato al liceo classico, con le traduzioni dal greco, dal latino, con la storia e la filosofia, era uno strumento fondamentale. Trovai maestri che mi fecero innamorare e scoprì dentro di me una passione che non pensavo di avere. Ma poi è una pratica dei tempi moderni, quelli di separare le lettere e la scienza. Rimanendo in Toscana, Leonardo da Vinci ed altri geni ci hanno insegnato, erano scienziati ed erano artisti, lo stesso Michelangelo, quindi è un po' un vezzo dei tempi moderni, forse quello di separare queste due grandi categorie umane. Comunque bravo con gli studi, perché è andata proprio alla grande. Guido Tonelli ovviamente con lode si laurea in fisica e poi inizierà questo percorso nella fisica con formazioni anche in Illinois e poi arriverà a questo grande capitolo ovviamente del CERN. Ma una cosa è scegliere la fisica e una cosa è scegliere la specializzazione della fisica che porta nell'invisibile, cioè in quelle particelle subatomiche che sono invisibili. Com'è che ha avuto questo coup de cœur per l'invisibilità? Beh, perché lì ho trovato dei maestri, dei veri e propri maestri che diciamo ti fanno immaginare la bellezza della materia, no? Cioè, la fisica è veramente un aspetto di attrazione, di fascino incredibile, perché si riesce a condensare in una formula un'infinità di varietà, no? E la fisica delle particelle è particolarmente potente, no? Perché permette di costruire una varietà di stati materiali a partire da costituenti elementari. E lì ho sentito forse anche il richiamo della vecchia amore per la filosofia, no? In fin dei conti la ricerca dei costituenti elementari del mondo e della materia è l'origine della filosofia, a partire dal mondo greco. Quindi quello che stiamo facendo forse è un tentativo di dare risposta a quelle domande che l'umanità si è posta fin dai tempi più remoti. Certo, e quindi alcune risposte sono state trovate empiricamente. La data storica nella storia dell'umanità risale proprio al 4 luglio 2012. Lei era capo all'interno del CERN di Ginevra, questo grande acceleratore di particelle, e era capo del progetto CMS, a capo di 3.000 scienziati di 40 nazioni. Sua collega Fabiola Gianotti a capo del progetto Atlas. Insieme voi avete trovato il bosone di Higgs. La faccio brevissima, mi corregga se sbaglio, che è quella particella, quell'elemento che è scesa in campo proprio immediatamente dopo il Big Bang e ha dato massa alle particelle, quindi poi si sono aggregate i pulviscoli, i pianeti, l'universo e noi, questo che dà la vertigine. Io le volevo chiedere ad uno scienziato con quali emozioni ha vissuto quella scoperta del bosone di Higgs che era stato teorizzato da Peter Higgs anni prima. Beh, è difficile descrivere, io ve lo posso garantire, perché per raccontare veramente cosa abbiamo provato bisognerebbe raccontare i disastri che abbiamo attraversato in quei 25 anni in cui abbiamo provato a costruire l'LHC e i grandi esperimenti CMS e Atlas che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs. Bisogna ricordare che il bosone di Higgs è stato teorizzato nel 1964 da 3 scienziati. 2 sopravvissuti, François Englert e Peter Higgs, hanno ricevuto il premio Nobel, uno nel 2013, Robert Brown. E non lei e Fabiola Gianotti, non è dato agli italiani. Ma è ovvio che andava dato il premio Nobel a chi aveva inventato questa, pensi il colpo di genio, di immaginare che l'universo intero sia riempito da questa strana sostanza. È stato un Nobel assegnato con grande equilibrio, con grande, molto giusto, diciamo, è stato assegnato a loro. Inizio anni 90, quando noi abbiamo cominciato a
provare a inventare una macchina e degli strumenti per vedere il bosone di Higgs, noi venivamo già da una generazione che aveva fallito, non era riuscita a trovare nulla, no? Quindi è una caccia che è durata 50 anni. Quando noi ci presentiamo sulla scena e cerchiamo di provarci, le cose che proponiamo sono talmente avveniristiche che tutti dicono guardate non ce la farete mai. Quindi noi abbiamo attraversato 25 anni di fatica, di errori, di crisi terribili, convinti noi stessi che le previsioni degli scettici si sarebbero realizzate. Le posso garantire, se dovessi raccontare tutte le crisi che abbiamo attraversato, no, in quei 25 anni, ci vuole del tempo, ma si capirebbe meglio l'enorme gioia che abbiamo provato quando invece abbiamo visto che LHC si poteva costruire. CMS ed Atlas funzionavano, i dati che venivano raccolti dall'acceleratore mostravano i primi segni incoraggianti di una qualche novità, no? In quei momenti, io ho ancora la pelle d'oca oggi, diciamo che sto parlando di un periodo che è durato circa 6 mesi, fra fine 2011 e il luglio 2012, in cui cominciavamo a vedere i primi segni di questa particella fantomatica e magari dopo una settimana sembrava che tutto svanisse e poi dopo si ripresentavano nuovi dati che confermavano invece l'idea. Ecco, questa specie di ottovolante di emozioni non lo dimenticherò mai per tutta la vita. Ed è un ottovolante nel senso proprio del termine, perché voi accelerate queste particelle, l'acceleratore è un cerchio, insomma, il collider di 27 km, accelerate le particelle quasi alla velocità delle luci, le fate collidere ed è quello, bisogna mandare in pezzi le cose ogni tanto per capire cosa c'è dentro, no? Sì. Forse anche, che è un concetto anche della psicanalisi, ogni tanto bisogna andare un po' a pezzi per capire come siamo fatti dentro, no? Diciamo sì, il meccanismo è abbastanza semplice concettualmente, difficile da realizzare. 11.000 giri al secondo. Sì, diciamo usiamo una grande ciambella in cui è fatto il vuoto, in questa ciambella vengono iniettati protoni, che sarebbero i nuclei dell'idrogeno. L'idrogeno è fatto da un protone e un elettrone, leviamo l'elettrone, il protone è positivo e può essere accelerato da campi elettrici e confinato da campi magnetici. Quindi i campi magnetici lo tengono in orbita circolare, i campi elettrici lo accelerano fino a raggiungere 99,999, praticamente la velocità della luce. I protoni, che hanno una massa 1, diciamo, alla fine dell'accelerazione hanno una massa 6500, insomma una massa mostruosa, proprio perché sono molto vicini alla velocità della luce. Nella collisione un componente del protone, in realtà neanche l'intero protone, ma uno dei quark o dei gluoni che lo compongono, entra in collisione con un compagno dell'altro protone che entra in collisione e in questa collisione l'energia della collisione si può trasformare in massa. Ecco che attraverso collisioni di alta energia possiamo produrre particelle massicce. Il motivo per cui il bosone di Higgs non era stato trovato precedentemente era che non c'era energia a sufficienza. Il bosone di Higgs è pesante e per produrre una particella pesante ci vuole energia corrispondente alla massa. Quindi abbiamo potuto costruirlo, scoprirlo, perché siamo riusciti a usare un acceleratore che aveva l'energia adeguata e i rivelatori adeguati per rivelare. Professore, ogni scoperta che è stata realizzata nella storia dell'umanità, diciamo, ci ha abbassato un po' le ali, no? Siamo sempre stati un po' scalzati dall'idea intuitiva che noi fossimo al centro dell'universo. Non so, penso a Copernico, alla fine si è scoperto che non è il Sole che gira attorno a noi, ma è proprio il contrario. Ma anche penso ad altre invenzioni, lo stesso Darwin ha capito che noi non siamo altro che un ramoscello nel grande albero dell'evoluzione, ma la stessa Freud, per esempio, ci ha scalzato il nostro cervello, siamo in preda delle emozioni, non siamo proprio non dominiamo noi le nostre emozioni. E insomma, persino Galileo Galilei, quando ha puntato nel 1609 il telescopio in cielo, ha detto: oh cavolo, non è che siamo grandi noi siamo piccoli in confronto al resto del creato. Ora, in questa prospettiva che declassa un po' l'importanza dell'uomo, la vostra scoperta, che è paragonabile a queste altre scoperte, che cosa ci dice e ci comunica? Beh, da un lato conferma questa sensazione di estrema finitezza, quasi insignificanza della nostra presenza in questo enorme scenario che è il cosmo, no? Consideri che il cosmo moderno, come lo vediamo oggi,
lascerebbe a bocca aperta anche Einstein, quindi le menti, non solo Galilei o Copernico, anche le menti più brillanti del secolo scorso. Perché abbiamo scoperto che la nostra galassia è una di 100 o 200 miliardi di galassie. Quindi noi siamo un elemento insignificante della nostra galassia, la quale è un elemento insignificante di una famiglia di galassie mostruosamente grande, no? Ecco, questa sensazione di essere veramente un elemento infinitesimo di questo enorme palcoscenico è confermata e rafforzata dalla fisica contemporanea. Nel caso specifico, con la scoperta del bosone di Higgs, abbiamo fatto effettivamente per certi versi voltato pagina rispetto a una riflessione che durava da 2500 anni, quindi è veramente una scoperta importante, no? Per 2500 anni tutti, scienziati, filosofi, pensatori, hanno immaginato che la massa, cioè quella che qualunque oggetto materiale ha una massa, questo tavolo, noi, una mela, diciamo, fosse una proprietà intrinseca della materia, cioè la materia è così perché ha una massa, no? Ecco, la scoperta del bosone di Higgs ci dice no, attenzione, la massa è una proprietà acquisita. Le particelle elementari nascono idealmente tutte prive di massa e interagendo con un qualche cosa che occupa l'universo intero, che è quello che chiamiamo il campo di Higgs o il vuoto elettrodebole, questa strana sostanza che occupa l'universo intero conferisce masse diverse alle diverse particelle elementari. Attenzione, se questo non succedesse noi non saremmo qui a fare questa chiacchierata, perché la materia persistente che noi, di cui siamo fatti noi, di cui è fatto il Sole, le stelle, le galassie e tutto, nasce con questo meccanismo. Se i quark up and down non avessero quella piccola massa, non potrebbero fare i protoni. Se gli elettroni non avessero quella massa precisa, non potrebbero orbitare intorno ai protoni e fare gli atomi. Cioè ci sarebbe ancora l'universo materiale, ma non avrebbe la bellezza di quello in cui noi, di cui siamo ospiti. Quindi siamo su un equilibrio abbastanza precario, se dovesse... Sì, esattamente. La cosa bella è aver scoperto che questo meccanismo rende prezioso e fragile qualunque struttura materiale. La nostra fragilità ci è ben nota, no? Noi siamo, possiamo essere spazzati via da un virus, o da una caduta dalle scale, basta poco per distruggere un essere biologico complesso. E abbiamo sempre divinizzato, no? Il Sole, le stelle, i pianeti come entità eterne, no? Ecco, ora la scoperta del bosone di Higgs ci dice all'interno di ogni struttura materiale, del granello di sabbia o del grande pianeta o della grande stella, c'è insieme l'essere prezioso di una struttura materiale che nasce da questo meccanismo delicato e insieme la fragilità, perché questo meccanismo si può rompere, si può spezzare e in effetti abbiamo scoperto che tutte le strutture, l'universo intero ha una sua storia, no? Come se avessimo scoperto che la nostra fragilità non è un'anomalia, è un elemento più evidente di una fragilità intrinseca a tutte le strutture materiali, comprese quelle eterne e immutabili che abbiamo sempre venerato. In principio era il caos, poi noi abbiamo costruito l'idea del cosmo con nostre narrazioni, anche questo insomma fa venire i brividi. Poi la materia, come lei ha scritto in un suo libro, perché lei ha una forte attività anche di divulgazione, materia, la magnifica illusione. Insomma, siamo un vuoto e con questa idea ci dobbiamo convivere ed è, come lei ha detto, insomma, l'universo sarebbe nato da fluttuazioni quantistiche del vuoto, quindi massa, energia e spazio-tempo, questi due grandi elementi. Però noi abbiamo sempre voluto raccontare tutto con l'idea del cosmo, con ordinare, no? Con la nostra mente che vuole ordinare le cose. In realtà sembra che il dominio generale sia quello fluttuazioni quantistiche casuali, il vuoto, il caos in fondo. Perché ci ostiniamo a fare delle narrazioni che sono anche quelle che facevano i nostri antenati nella preistoria? Vogliamo ordinare le cose che in realtà alla fine, alla base, sono tendenzialmente caotiche, o sbaglio? Beh, c'è, nella sostanza una mescolanza di elementi caotici e di elementi ordinanti, no? Cioè di cosmo e caos, no? Nell'universo che ci circonda noi troviamo bellissime galassie ordinate e tranquille e sistemi caotici in cui magari al centro della galassia
buco nero supermassiccio sta inghiottendo materiali e sta squassando interi sistemi solari o planetari, no? Cioè le due cose le dobbiamo vedere insieme, no? C'è un lato oscuro dell'universo in cui prevalgono elementi caotici e c'è un lato chiaro e ordinato che è fra l'altro l'angolo che noi abitiamo, in cui si possono produrre... Per ora ci va bene, abbiamo la temperatura giusta. Esattamente, in cui si possono produrre equilibri che durano miliardi di anni e che permettono l'evoluzione, fra cui anche un pianeta tiepido, le forme biologiche, giù fino a noi, no? Quindi questo elemento di miscuglio delle due elementi del caos e del cosmo va considerato in entrambi i casi. Visto da lontano, alcuni elementi caotici diventano ordinati. Cioè, se io potessi vedere da vicino un bicchiere d'acqua, il comportamento degli atomi e poi dei nuclei e poi dei protoni e poi dei quark e dei gluoni che compongono i nuclei di questi, insomma, delle molecole di idrogeno e di ossigeno che compongono l'acqua, io vedrei un comportamento caotico. Ma se lo guardo da questa distanza è un tranquillo bicchiere d'acqua che sta lì seduto sul tavolo, no? Questo elemento di connessione è fondamentale. La cosa sorprendente in tutto questo è l'essersi resi conto da una trentina d'anni, non di più, forse anche meno in realtà, che questo meraviglia di universo, perché è veramente un oggetto meraviglioso, no? Dovunque lo si guardi, non fa che stupire, no? Ancora. Abbiamo proprio lo stupore probabilmente di quelle, ancora dentro di noi, di quelle persone che hanno, probabilmente donne, molte di quelle immagini di mani che sono state realizzate, no? Prendendo dell'ocra, mettendola in bocca e sputandola sulla caverna, che fra l'altro sono le prime opere d'arte, no? Quelle non sono le mani, sono un'immagine della mano, anzi l'immagine in negativa. Quindi immagini, diciamo la fatica di andare in una grotta nascosta, di procurarsi l'ocra, perché si riteneva importante lasciare il segno. Io non ci sarò più, ma il mio segno sopravviverà a me nei millenni. In modo per esorcizzare una fine e la morte. Esattamente. Professore, lei ha evocato un termine, la meraviglia, da latinista, che viene da mirare, quindi è uno stupore che nasce da osservare qualcosa. Lei ha osservato, pur nell'invisibilità della materia che tratta, la meraviglia dell'universo e delle particelle subatomiche. Però lei è anche un padre e ha sperimentato la meraviglia di una vita terrestre che nasce. Quindi lei è stato a contatto con la meraviglia più al CERN di Ginevra o in sala parto? La butto lì così. No, devo ammettere che quando sono nati i miei figli, prima il bimbo che ora è un uomo di quasi 50 anni e poi la bimba che ora è una mamma di 41 anni, le emozioni che si provano nel tenere in mano quella creatura, attraversando quel momento che nonostante tutti i progressi della medicina, e nonostante il fatto che le statistiche ti dicano che i rischi sono minimi, in quel momento si toccano vita e morte insieme. Tu capisci, no, che la nascita è connessa alla morte, no? C'è ancora un pericolo forse inconsapevole, forse irrazionale. No, io ricordo benissimo questa sensazione, come anche lo ricordava mia moglie, la donna che partorisce, no? Cioè in quel momento lì si sente la bellezza e la paura, no? La meraviglia e il terrore, no? E quando poi si scioglie questa ansia e si abbraccia a questo piccolo ancora un po' insanguinato, un po' bruttino, perché insomma no, sono sempre un po', però diventa talmente bello che non puoi trattenere le lacrime e fa parte di una delle sensazioni più forti che uno possa provare in tutta la sua esistenza. E lì richiamo un po', ecco, io mi sono immaginato qualcosa di quelle sensazioni, di quel miscuglio di sensazioni, richiama forse le cose più antiche, no? Quel senso di meraviglia e di paura che ha preso l'uomo primitivo quando vedeva la natura manifestarsi nelle sue forme più meravigliose, un alba, un tramonto, un cielo stellato, e in quelle più orribili, un'eruzione vulcanica, un'alluvione, una siccità terribile, no? Insieme quel miscuglio di meraviglia per la bellezza e di paura che tutto possa essere spazzato via in un attimo. Ecco, da lì secondo me nasce l'idea di mettere ordine. Cioè mettere ordine vuol dire capire. Da lì sono nati i primi miti, i primi racconti, forse le prime religioni. Come se
noi umani non potessimo vivere senza mettere ordine nel mondo esterno, no? E noi scienziati continuiamo a fare questo lavoro, cerchiamo di capire come funziona il mondo esterno a noi, ma attraverso le regole che individuiamo nel mondo esterno. Queste regole, che cambiano a seconda delle conoscenze, hanno un riflesso poi sulle regole che ci diamo per organizzare la nostra società. Per esempio, prima lei accennava al fatto di questa sensazione di irrilevanza, no? Che la scienza ci consegna. Ecco, io sono un sognatore e penso sempre che il giorno in cui l'umanità si rendesse conto di questo veramente, forse affronterebbe le difficoltà, i conflitti e le terribili contraddizioni che viviamo su questo pianeta con uno spirito diverso. Se ci fosse piena consapevolezza di quanto la nostra presenza è irrilevante e anche fragile e potrebbe veramente andare incontro a enormi problemi, no? Sia prodotti da noi su questo pianeta, sia prodotti da eventi che non possiamo controllare, forse in quel momento da questa consapevolezza potrebbero nascere rapporti diversi fra gli umani, fra le società, fra gli stati. È un sogno, ma io sono sicuro prima o poi succederà. Citatissimo Alan Sorrenti, siamo figli delle stelle, una delle grandi citazioni che si sente, no? E che tecnicamente è corretto effettivamente, e poi citatissimo anche per rimanere in Toscana con un altro genio, Dante, no? Ulisse si rivolge alla ciurma che era un po' timorosa nell'affrontare certe sfide della sapienza umana, dicendo: ricordatevi che della vostra semenza siete fatti non per vivere come bruti, ma per inseguire la virtù e la conoscenza. Virtute e conoscenza. Bravissimo, da studioso e da amante di Dante anche. Lei si è spinto. Però questo ci invita ad una riflessione, e purtroppo siamo in conclusione, cioè l'aspetto della tracotanza umana. Voi avete il diritto di spaccare l'atomo, avete il diritto di ricreare le fasi iniziali del Big Bang. La politica stabilisce i confini entro i quali la scienza deve operare, quindi presumo che laddove c'è una grande scienza c'è anche una grande politica, no? Che può essere. Ma il problema della tracotanza umana, voi vi sentite autorizzati da questo verso di Dante, sì, noi dobbiamo inseguire la conoscenza, però pochi ricordano che quella citazione poi prosegue, a un certo punto Dio si arrabbia, prende la nave di Ulisse, la fa girare e la inabissa. Ecco, siamo davvero in conclusione, professore. Si va avanti con la ricerca, si va avanti con la conoscenza, o è giusto porsi dei limiti? No, è giusto sempre discutere, no? E discutere come scienziati, perché noi siamo cittadini anche noi, e discutere fra scienziati, opinione pubblica, leader politici, la comunità, no? E questo lo dico perché proprio perché ho una estrema consapevolezza della potenza che la scienza può sviluppare, bisogna avere anche consapevolezza dei rischi che questo comporta, no? Ho visto il film, credo come molti, il film Oppenheimer, ci ha ricordato che la scienza può anche produrre strumenti di morte, no? È come un coltello, una lama, no? Può essere usata per tagliare il pane, può essere usata per uccidere, no? Quindi non dobbiamo considerarci immuni dal pericolo che gli umani possano utilizzare le conoscenze per scopi immondi, no? E questo oggi, per esempio, ora mi riferisco non solo alle nostre attività, il CERN bandisce qualunque uso militare di qualunque conoscenza, quindi diciamo cerchiamo di essere protetti, no, da qualunque tentazione che potrebbe far sfociare le nostre ricerche verso usi non appropriati. Ma mi riferisco per esempio, non so, in campo medico, in campo della biologia. Per esempio ho letto ieri di un appello di scienziati e biologi che invitano a non fare ricerca sulle cellule a specchio, cioè sulla possibilità di produrre forme di vita o cellule o aminoacidi o proteine che sono simmetricamente speculari rispetto a quelle che usiamo. Perché? Perché potrebbero essere estremamente pericolose. Ecco, trovo questo appello estremamente saggio e noi dobbiamo abituarci ad avere un atteggiamento cauto, a conoscere la scienza, a apprezzarla, a sostenerla, ma anche essere pronti a discutere i limiti se vanno posti in alcuni ambienti, in alcuni ambiti, perché la scienza potrebbe anche produrre effetti nefasti se non c'è un controllo della comunità degli scienziati e della comunità e dell'opinione pubblica in generale. Io devo fare il controllore e porre un limite, che è quello del tempo.
Va bene, Visto? lo accettiamo. Grazie professore per essere stato in nostra compagnia. Grazie a lei. E grazie anche a voi per essere stati con noi in questo viaggio. E noi ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata. Lo specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.